La manovra di bilancio del governo prevede un taglio da 350 milioni di euro all'anno per le spese degli enti locali. In particolare i sindaci dovranno ridurre le spese dei comuni di 200 milioni l'anno, mentre le province di 50 milioni. Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto, per ovviare ad un buco nel bilancio di 1 milione di euro, sta pensando di aumentare l'IMU. Non vorremmo come amministrazione rinunciare ad alcuni obiettivi che ci siamo posti, tanto in termini di servizi quanto in opere, e quindi è verosimile che andremo ad analizzare la leva delle entrate. Abbiamo alcune marginalità sull'aliquota IMU, che non è ancora al massimo a Castelfranco Veneto rispetto ad altri comuni, e stiamo facendo delle valutazioni in tal senso perché appunto non vogliamo tagliare servizi. Inflazione, prezzi in crescita e tagli, ma non possiamo diminuire i servizi ai nostri cittadini come i servizi sociali o anche la cultura, afferma Antonio Miatto, sindaco di Vittorio Veneto. Per ora riusciamo ancora a chiudere il nostro bilancio, eccetera. È chiaro che nel momento che dovessero arrivare minori introiti dovremo pensare a dove tagliare, la coperta è quella che è chiaro che presumibilmente andrà in sofferenza il settore tecnico delle opere pubbliche, dovremo fare a meno di migliorie, dovremo fare a meno di qualcosa. Per il sindaco di Cornuda, Claudio Sartor, paghiamo lo scotto della crisi e di finanziarie precedenti. Le amministrazioni locali sono veramente diventate una discarica di tutto quello che non funziona nella nostra società, però consideriamo anche che purtroppo negli anni scorsi è stata fatta molta finanza allegra. Penso a quello che è stato tutto il percorso del 110 che sta impattando molto sui bilanci pubblici, quindi forse era meglio non fare certe spese o tagliare prima dove serviva. Adesso la palla passa a noi e sicuramente non sappiamo in questo momento come giocarla.